Guardate che sfondo pazzesco. Dunque l'obiettivo nostro di oggi è un qualcosa di parecchio tranquillo. Da Canto del Gal saliremo a Rifugio Treviso, dopo da lì si dominano le cime principali delle Pale. Eccoci, partiamo perché oggi non sono da solo, oggi c'è il grandissimo ritorno di mia sorella Veronica. Ciao! E Manuel là a suo fianco, il suo compagno. Guardate come ci stiamo addentrando nel cuore della valle. Sentite che profumo di natura piena, selvaggia, veramente stupendo, con le pale qui a dominare il paesaggio. Vedete, Rifugio Treviso, sentiero 707 SAT, Società Alpinistica Tridentina, verso nord. Strada forestale Canali, abbandoniamo l'asfalto e entriamo nella mulattiera. Altre indicazioni: Rifugio Treviso, Canali, 1 ora e 15. Guardate che incanto, mamma mia, siamo nel cuore dell'inizio delle Pale. Continuiamo sul 707, visto che tra l'altro è anche consigliato, perché là ce ne sarebbe un altro avanti per il ponte. Vedete appunto i miei accompagnatori qua dietro, che meraviglia qui davanti a noi intanto. Rifugio Canali 40, vero? Da 1 ora e 15 a 40 minuti. Ci siamo. Abbiamo già calato di mezz'ora, 35 minuti. E siamo ancora quasi dignitosi. Sì, dai, la camminata è stata Tranquilla. in ombra. Quindi, tra l'altro, accompagnato con queste meraviglie qua sopra. Bivio, destra. Continuiamo su 707. Rifugio Canali 707. Veramente parecchie indicazioni, molto ben segnalato come percorso. Lì giù c'è un bravissimo tratto dove l'acqua sgorga in superficie e poi torna subito sottoterra. Si attraversa un bel ghiaione, scarico di un torrente laterale che poi si mette qua giù nel torrente principale. Dimezzato ancora il tempo, 20 minuti adesso per la nostra destinazione. Andiamo un attimo a fare una deviazione qui veloce fin giù nel torrente. Ecco, qui vedete poi c'è il sentiero che sale verso i Pradidali, qui c'è il torrentino Canali, prima che si immerga nel sottosuolo. Ecco qui gli ultimi 20 minuti, vi aspetteranno 4-5 tornanti da salire, direi anche di qualità discreta per allenare le gambe. Penso che ormai però saremo addirittura d'arrivo. Guardate quante belle indicazioni qua. Bivacco Fiamme Gialle. Ecco, arrivate nel pianoro qui del Rifugio Canali Treviso. Guardate che spettacolo si apre qui sopra di noi. Benessere totale qui in ombra con l'arietta, poi il panorama qui alle nostre spalle è fantastico. Adesso noi intanto prenderemo questo sentiero che gira a sud il rifugio, ci potrà attraversare questa cascata di sassi e dopo scenderemo e ci uniremo verso Maga Canali, al sentiero dell'andata. Vedete che meraviglia ancora, fantastico. Qui prima di andare via ho visto che c'è l'indicazione per il bivacco invernale. Il bivacco ovviamente sarà chiuso, giustamente.
Ecco, comunque sapete che c'è anche un rifugio invernale in caso di necessità. Bene, salutiamo con gran felicità per averlo visto il rifugio Treviso Canali. Adesso per effettuare un giro parzialmente ad anello, intanto saliamo qui verso sud-est. Bella e interessante per ferratisti su per il sentiero qua laterale. Ecco, appunto, stiamo percorrendo l'anello, cioè un sentiero diverso rispetto all'andata. Tutto così in mezzo al bosco, attenzione che è un po' scivolosetto, però pian pianino si fa. Ecco, qui avete visto che abbiamo chiuso l'anello, siamo ricongiunti col sentiero di stamattina. Pausa pranzo su una panchinetta tattica con vista. Che incanto anche con le nuvole che si formano, si muovono e si dissolvono. Guardate anche dalla parte est qui che incanto. Non siamo ancora arrivati alla macchina, però facciamo il video un po' prima di arrivare alla strada asfaltata. Sì, l'anello di 8,5 km sarebbe appunto partendo qui da Maiga Canali, solo che noi siamo partiti un po' più giù, quindi secondo me saranno sulla decina di chilometri. Adesso mi avvicino ai miei accompagnatori per sentire anche loro cosa ne pensano di questa bellissima escursione. Allora, innanzitutto un respiro di sollievo dal gran caldo perché l'escursione è tutta all'ombra e quindi si stava benissimo. Escursione facile, Giro bella. tranquillo che si può fare anche ad agosto, Sì. pendenza giusta, temperatura anche. Quindi ecco, questa è la recensione anche dei miei cari accompagnatori e che dire, ve lo consigliamo. Adesso noi ci congediamo e vi rimandiamo alla prossima escursione. Viva la montagna!